La cannezzetta per seccare i fica. Buonasera. Canna da fiume. Questa è la famosa canna da fiume. Viene tagliata, viene tutta. Prima si fa una fila con un coltello in modo che viene dritto di qua, poi si batte tutta. E allora così. Prima si taglia con una roncola tutta pare, poi viene battuta quando si rompono qua tutti i nodi, se no non si riesce a fare. E dopo viene fatta, siccome questa è ancora verde, se no quella secca poi si deve tenere sempre sotto acqua. E allora, questo io ora sto facendo la parte più difficile, cioè la treccia, la chiusura. Quella che anticamente dicevano il diavolo ci è riuscito a farla, però c'è il momento di fare la chiusura e non c'è più riuscito. Ok, allora iniziamo così. Si fa così. Di qua si piega così. Queste sono cose che poi vengono brutte a tirarle dopo, quindi ce le posso tirare pure prima, le foglie. E va messa così. Ora attenzione, un po', se no poi cominciamo a rompere queste canne, non mi piace. E allora qua ora questo si comincia a piegare così, si piega così, si passa sotto questa, si passa sotto e si gira. Questa deve andare qua, si passa e si comincia a fare. Ora l'altra soluzione, poi si inizia questa nuovamente, questa poi si ripassa sotto, così si comincia a fermare e la cima, poi si tira sopra la parte le cose del sotto, cioè il culazzo della canna, che poi c'è un nome ben preciso che attualmente non me lo ricordo. Si tira sopra l'altra cima, che è questa, e si fa passare tutta sopra, e poi si riprende nuovamente questa e ci si piega da questa parte, così come sto piegando io. Attenzione però, perché qua è un po' rischioso. Tradizione di una volta, oggi in diretta, guardate che momento straordinario, molti sicuramente ne avranno visto qualcuno, ma solo in pochi avranno visto come si costruisce. Abbiamo oggi questa opportunità. Qui a Gioiosa Marea davanti un tempo se ne facevano tante, perché queste alla fine erano utili per tutto. Ma tuttora stesso sono sempre una cosa sempre utile, perché per appassire la frutta, per essiccare la frutta queste servono, sono meglio di tutte le altre cose. Ma questo può durare pure una vita, pure 20 anni, 30 anni, l'importante è l'uso, come si usa. Non è il problema della durata, è come si usa, perché se noi questa la prendiamo, la portiamo fuori all'acqua e al vento, e allora si putrefasce, se no dura una vita. Si utilizza solo per lo scopo quello che serve e poi si rimette dentro nuovamente. E allora qua ho fatto, mi sono confuso un secondo. Solo così si ritorna indietro, perché sì, siamo quasi alla fine, devo girare prima questa sotto, se no poi come la tiro sopra. Questa è quasi alla fine, altre 2 giri di canne già è completata, questa sotto così e questa già si tira tutta sopra. Ok, E allora in questo momento
lo sposto di là un poco, quanto non lo faccio venire sul nodo. Ok, perché Bella Sicilia che è vista una volta costruita dal signor Salvatore. Buonasera. buonasera, buonasera. Questi sono i famosi lavori che si facevano una volta, che poi servivano per tutto. Con queste cose qua una volta poi si piegavano, se ne facevano diversi, venivano pure utilizzate come recipiente per tenere il frumento. Si metteva pure il frumento una volta in questa roba qua, si facevano talmente fitti e si utilizzavano proprio pure per questo. Sì, sì, sì. Nella zona di Catania si chiama musciaro. Sì, sì. Certo. E allora fichi, prugne, tutta la frutta che si può fare secca, pomodori, tutta la roba. Certo. Con della canna, normalissima canna da fiume, questa si chiama. È un periodo ideale per raccoglierla. E allora questa si taglia dopo Natale, nel periodo dove dopo la luna piena, noi diciamo nella manca di luna. Ok, esattamente, questa è raccolta di ora, di qualche mesetto, pertanto è ancora verde. Quella che invece poi, quando poi si fa in estate, si fa sempre con lo stesso sistema, però poi viene tutta bagnata e asciugata, e si bagna in modo che poi si ammorbidisce la canna, se no non si può lavorare. Sì, sto. Allora l'importante è partire con la prima canna lunga di questa dal lato giusto, perché se no non si riesce a fare. Allora qua la prima canna è partita qua da questa parte, quindi da dove si fa direttamente da destra verso sinistra. La prima canna, la cima si mette a destra e poi si continua con l'altra, perché se no non si riesce a fare. E allora già ormai la cosa è già finita, è completata. Sto facendo l'ultimo punto di chiusura. Questo esattamente, è tutto là la parte. C'è un detto per questa. Certo che c'è un detto, certo, perché dice che il diavolo l'ha iniziato a fare, però non è riuscita a completarla, a fare la parte finale, a fare la treccia. Questa viene chiamata treccia in gergo. A fare la treccia non è riuscito. Invece lei oggi qui è riuscito perfettamente. Esattamente. Questa è già completata. Posso prendere ora una forbice, taglio queste canne lunghe, così è già completata. Ma questa bisogna vedere direttamente l'uso che uno fa. Se uno fa un uso proprio menefreghista, direttamente, che uno la prenda, la butta fuori a destra, a sinistra, acqua, vento e allora non dura niente. Come tutte le canne poi si marciscono. Invece tenendola bene conservata, questo problema non si crea. Tanto vi faccio vedere una cosa. Questa c'ha circa una quindicina d'anni che è fatta, è ancora perfetta. È perfetta. Questo io li uso solo in piena estate. Quando il sole qui è bello forte, Certo. possono mettere fuori. Se devo essiccare della frutta allora la metto o li uso solo allora. Poi li prendo, li metto dentro nuovamente e stanno tranquilli. Questo lavoro, quanto tempo per realizzare? Beh, c'è un po' di tempo. Raccolta, intreccio. Raccolte, intreccio, in 3 ore se circa se ne vanno, 3 ore, 3 ore e mezza. Però teniamo sempre presente, perché la canna non si deve più raccogliere, la canna questa è raccolta, questa
si raccoglie già in un periodo ben preciso, perché sennò poi non si può più funzionare. Certo. Questo si fa sempre nella fase di luna mancante, si raccoglie da gennaio fino a marzo, nella fase dicembre, e dalla fase di luna mancante, perché sennò poi si comincia a fare quei vermicelli, quindi si comincia a parlare la carne. Dicono almeno gli antichi, io questo non lo so. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, che è un altro lavoretto che non è che tutti lo sanno, si faceva una volta, ancora io ci combatto lo faccio, ma non è un lavoretto che è facile. Abbiamo anticipato allora cosa vedremo tra poco? Fra poco vi faccio vedere come si fa un mestolo per andare nella padella quella antiaderente di legno. Allora continuate a seguirci. E allora andiamo a vedere ora quello.